nasce questo movimento che voi oggi avete avuto l'onore di ospitare e noi siamo onorati ovviamente di essere ospitati da voi. E si arriva a quello che è stato votato un anno fa, cioè la delibera di giunta del 2015 si trasforma in un documento in cui vengono inserite delle deroghe. Cosa c'è scritto in queste deroghe e come sono fatte queste deroghe? Queste deroghe sono una truffa. Se noi andiamo tra le righe di queste deroghe, andiamo a leggere tra le righe di queste deroghe, quando loro scrivono per i presidi di zona disagiata, ci sarà una chirurgia programmata dei sargiri E/O WIC sargiri. Che cosa vieta in termini di applicazione all'azienda di dimenticarsi la E e di usare solo la O? Stanno usando solo la O. Infatti Easily nella rete chirurgica regionale che è stata pubblicata qualche settimana fa ha soltanto la dei sargiri, che significa avere quello che abbiamo adesso, cioè niente. E ci sono anche altri elementi molto interessanti se andiamo a leggere quelle deroghe, e non solo per i presidi di zona disagiata, come Sorgono per esempio. Sorgono avrà lo stesso destino di Easily e la Maddalena avrà lo stesso destino di Easily e Sorgono. Hanno creato una gerarchia interna ai presidi di zona disagiata, perché invece Muravera e Bosa avranno la WIC surgery secondo la rete chirurgica regionale. Questo cosa significa? Che moriranno soltanto un po' più lentamente. Perché? Perché se tu non hai un reparto di chirurgia generale e ti dicono che devi avere la WIC surgery e o la day surgery, quando tu il venerdì stili la lista degli interventi che farai la settimana dopo, se ci sono dei pazienti con quel profilo per chirurgia in elezione, chirurgia programmata, perché l'emergenza urgenza sarà cancellata da tutti questi ospedali, se ci sono i pazienti con quel profilo, tu avrai il personale e l'impegno di quei giorni di ricovero. Se in quel momento quella lista non ce l'hai, non avrei niente, perché non avrei più un reparto che esisterà territorialmente come servizio pubblico a prescindere. Avrai soltanto quello che sarà previsto da quella lista che stilerai e dai pazienti che avrai in prenotazione. Ma se loro i nostri ospedali li hanno già fatti morire, che cosa avremmo in quella lista? La gente da Easily se n'è già andata, le professionalità chiave da Easily se ne sono già andate. Chi ci tiene alla propria pelle e può ovviamente andare altrove, va già altrove, perché Easily in questi 3 anni è diventato sinonimo di ospedale inaffidabile, perché è stato strangolato. Moirano è reo confesso privatamente, lo veniamo a sapere perché ci riportano tutti, ormai ci riportano tutto e tutti ci invitano dappertutto, e questo è significativo. Moirano nei pranzi e nelle lezioni lo dice, non che Easily deve essere chiuso, che Sorgono deve essere chiuso, ma che non si sarebbe mai dovuto costruire l'ospedale là. Lo dice chiaramente. E nei giornali, siccome sta parlando a tutti e non in un pranzo o in una cena, dice che fra 15 anni questi ospedali non ci saranno più. Reo confesso. E quando tu, Giancarlo, dici quella cosa interessantissima, cogliamo le contraddizioni e invitiamoli a rispettare quello che loro hanno scritto, questa fase secondo me siamo già oltre questa fase, perché con la pubblicazione della rete chirurgica è l'assessore che ha detto noi non applicheremo quello che c'è scritto nella delibera, nel documento di un anno fa. L'ha già detto Arru con quella rete chirurgica, perché è attraverso la rete chirurgica che tu fai morire gli ospedali, togliendo i reparti, togliendo l'emergenza urgenza, togliendo la possibilità, perché c'è urgenza e urgenza. C'è urgenza e urgenza. Ci sono per esempio, come dice il primario di medicina dell'ospedale di Sorgono,
Ci sono urgenze che puoi lavorare con l'elicottero, ci sono urgenze che non puoi lavorare con l'elicottero, perché ci sono dei casi in cui sei in bilico tra l'urgenza e la non urgenza, tra la programmata e l'urgenza. Allora in quel caso cosa fai? Cosa fa l'ospedale in quel caso? Qualcuno me lo sa dire? Non ce l'ha mai detto nessuno che cosa si deve fare in quel caso. L'altro giorno è morta una persona ad Alghero, dove dovrebbe esserci un ospedale di base. Un addome acuto, si è presentato, è andato al pronto soccorso, l'hanno rimandato a casa. Stava ancora male, si è ripresentato, gli hanno fatto una consulenza chirurgica superficiale, l'hanno rimandato a casa ed è morto. Perché un dolore addominale può essere niente e può essere una questione di vita o morte. E i nostri ospedali non sono più attrezzati per questo tipo di consultazione, per questo tipo di approfondimento, per questo tipo di presa in carico. Ed è questa la questione fondamentale su cui noi dobbiamo premere. Tutti gli ospedali della Sardegna devono essere in grado di avere personale e servizi capaci di dirmi se dentro quell'addome sta succedendo nulla o sta succedendo qualcosa che porterà alla morte di un essere umano. E questa è la cosa centrale. E noi il 25 dobbiamo chiedere questo. Noi, ma le abbiamo scritte queste cose? Noi abbiamo scritto, volete, siamo pochi, ormai siamo pochi. Va bene, siamo rimasti 18.000 nel Sarcidano, 45.000 attorno al presidio, complessivamente. Saremo ancora di meno fra 10 anni, di sicuro. Volete ridurlo? Volete ridurre i posti letto? 12 come prima? Va bene, riduciamoli, siamo di meno, se non fa bisogno, lasciatecene 6 posti letto in un reparto di chirurgia generale. Non ci ascoltano. C'è il soccorso, perché siamo anche persone ragionevoli. Cioè, benché io porti questa spilla, perché sono un marxista rivoluzionario senza partito in questo momento, non siamo persone che vivono sulla luna. Anche noi abbiamo nel nostro cervello una proporzione tra il fabbisogno dei territori e i servizi pubblici che si devono erogare. E allora, va bene, da lunedì al venerdì ce lo lasciate aperto il reparto? No, se voi ce lasciate aperto il reparto dal lunedì al venerdì, un reparto però, vogliamo un reparto di chirurgia generale aperto dal lunedì al venerdì, noi riusciamo ad affrontare il 95% di quello che riuscivamo ad affrontare nel 2015, quando l'ospedale era ancora, diciamo, in piedi, non era iniziata questa operazione di ipossia programmata che poi è stata fatta, no? Quel 5% c'è lì il soccorso, ci sono le altre cose su cui avete investito. Io mi inchino davanti alle vite salvate dall'Eli Soccorso, un po' mi disgusta quando viene utilizzato quando viene strumentalizzato, diciamo, per celebrare i fasti della giunta, e mi disgusta anche quando viene utilizzato contro gli ospedali e contro i reparti ospedalieri. Questo non bisognerebbe farlo, però mi inchino davanti alle vite che sono state salvate dall'Eli Soccorso nella Sardegna centrale. Mi inchino perché sono rispettoso della tutela della vita umana e non sono così cieco da accusare la giunta anche quando ha fatto l'investimento che salva vite umane. Allora, mettiamo insieme tutto quello che è stato fatto finora e cerchiamo di sederci a un tavolo e a ragionare. Ha funzionato questo ragionamento? No, non ha funzionato, perché noi chiediamo il dialogo da 3 anni. Da 3 anni chiediamo il dialogo. L'ha detto prima Mino, sono venuti tutti nel nostro territorio, abbiamo parlato con tutti, abbiamo avvisato tutti per tempo, abbiamo erogato documenti, abbiamo scritto un emendamento per salvare i piccoli ospedali e nessuno ha preso in carico questo emendamento. E qui ritorniamo al vostro ruolo nella storia e nella società italiana e alle aspettative di un popolo che è rimasto orfano, che è rimasto terribilmente orfano, perché la parte più feroce contro i comitati civici è stata la sinistra del centro-sinistra. E questa è una cosa che finisce a morte. Quelli come me che poi vanno nei territori e cercano di costruire dal basso un'idea che abbia una base progressista, che abbia una base universale, che abbia un messaggio di quel tipo. Perché poi molto spesso tu vieni, anche se è lottato, diciamo, ma è di quelli che hanno
no? Quindi devi anche prenderti il carico di quello che il tuo avversario ha fatto, devi buttarti sulle spalle anche quello che il tuo avversario ha fatto. A parte che l'opinione pubblica è talmente attirrita, è talmente disorientata e smarrita, che quando io vado a Isili a dire il 25 scendiamo in piazza, vieni, molte persone cominciano a dire, dopo 3 anni di distruzione, vabbè, ma che lo chiudano quell'ospedale, tanto che cosa serve? Non funziona più, e il pronto soccorso non funziona, la chirurgia ambulatoriale è stata bloccata, perché poi arriviamo a quel paradosso, che se tu distruggi il reparto di chirurgia generale e distrugge la possibilità di ricovero non oncologico di quei casi che dicevo prima, si crea un effetto domino che travolge tutto il servizio ospedaliero. I professionisti non vogliono più venire, già volevano venire poco per una questione geografica, adesso non ci vogliono più venire nemmeno per una questione di crescita professionale. Isili è stato per 20 anni la culla dei chirurghi, come lo Stato Sorgono, come lo sono stati tutti i presidi in cui bisognava crescere. E i nostri corpi, e i corpi dei nostri padri sono stati uno strumento, passatemi il termine, però è veramente così, sono stati anche uno strumento di crescita delle professionalità chirurgiche, che poi, una volta maturate, potevano anche pensare di andare in altri plessi ad affrontare casistiche più interessanti, casi più problematici, cioè siamo però delle carriere di professionisti, non sorprendetevi se vi dico queste cose. Allora, questo è finita quell'era, finita, non vogliono più venire perché sanno che qui faranno unghie incarnite e nei e gli infermieri, i scerristi e gli anestesisti. E il pronto soccorso? Che pronto soccorso hai se non c'hai un'equipe chirurgica di una certa rilevanza alle spalle? Infatti, per coprirsi le spalle, l'azienda ha fatto un protocollo con la RIUS che dice: no, in quegli ospedali codici gialli e codici rossi devono scavalcarli con 2 dita e andare oltre, non nel presidio più vicino, ma bensì nel presidio più appropriato. Cioè, quindi già l'azienda sta dicendo che quello non è più un ospedale, lo sta già scrivendo che non è più un ospedale. Salvo casi in cui bisogna intubare urgentemente il paziente, c'è scritto sempre nel protocollo. Pensa quanto sono cinici questi personaggi. Scrivono: però se lo devi intubare, allora sì, portalo in quello più vicino, lavandotene le mani, perché nel frattempo hai creato una condizione per cui anche intubarlo è un rischio. E allora ecco il disegno poi in termini pratici che cosa diventa, ed è da questi termini pratici che noi il 25 dobbiamo andare lì e dire: ragazzi miei, fermatevi, avete fallito, è finita questa esperienza, congelatela questa riforma, risediamoci un tavolo, ridiscutiamo tutto, facciamolo anche insieme, noi vi aiutiamo volentieri se voi ci ascoltate. Facciamo un piano sanitario straordinario, regionale, per capire bene, perché questo non viene più fatto da metà anni 80, e chiariamo con trasparenza, con nitidezza, quali sono i bisogni sanitari della Sardegna e dove. Immaginiamo che dobbiamo essere dei sarti della sanità e cucire sui territori la sanità che serve. Perché? Perché non si può fare questo? Perché andare a colpi di delibere, a colpi di decreti, imboscate dell'azienda, contro i lavoratori, contro i cittadini, contro gli ospedali, contro i sindaci? Poi lì, nel rapporto tra i comitati civici e le istituzioni, si dovrebbe aprire un capitolo gigantesco, perché noi in questi 3 anni ne abbiamo visto di tutti i colori. Abbiamo visto sindaci molto collaborativi, abbiamo visto sindaci che invece hanno cercato quasi di impedire lo sviluppo dei comitati civici, perché vedevano in quei comitati civici la culla di potenziali competitor. Errore gravissimo nella politica di oggi, errore gravissimo, le cose sono cambiate, tu non puoi più fermare le cose senza pagare un prezzo altissimo, perché poi ci sono quegli altri, gli avvoltoi, quelli che oggi nell'Unione Sarda scrivono: quando arriveremo noi togliere via la sanità di Pigliaro. Quelli sono avvoltoi,
gente che tu non hai mai visto né conosciuto in questi 3 anni di lotta, e fanno gli eroi che arrivano da fuori, sempre da fuori, perché in Sardegna ci vuole sempre il papa straniero che viene a risolverti i problemi, e ancora una volta chi ha lottato nei territori sarà marginalizzato, perché il nostro destino è essere marginalizzati in questo scenario politico. Noi che abbiamo lottato, noi che abbiamo respirato la polvere, noi che abbiamo picchettato gli ospedali, noi che abbiamo fatto centinaia di assemblee, noi che abbiamo cercato il dialogo con tutti e che abbiamo affidato la nostra classe politica con grande onestà intellettuale, tutto quello che abbiamo prodotto, tutti i documenti che abbiamo prodotto, li abbiamo messi nelle mani dei sindaci, dei consiglieri regionali, degli assessori, di tutti, condividendo semplicemente con l'idea che la circolazione delle informazioni è il tessuto connettivo della democrazia stessa, che non abbiamo nulla da nascondere, che non abbiamo nessun machiavellismo, ma abbiamo semplicemente i nostri corpi e i nostri territori e la nostra storia da difendere. Che cos'è questa cosa che stiamo facendo se non una gigantesca criminalizzazione implicita dello spopolamento della Sardegna? Hanno fatto delle riforme parametriche. Che cosa significa? Sotto gli 80.000 abitanti questo non lo puoi più avere, sotto i 150.000 questo non lo puoi più avere, sotto i 300.000 questo non lo puoi più avere, e lo dicono a un'isola che ha 1.600.000 abitanti su 24.000 km², una follia, senza considerare un'altra marea di variabili che invece un legislatore serio e cosciente dovrebbe valutare. E poi che cosa hanno fatto? Sotto le 90 colicisti non si fanno più colicisti, sotto le 60 appendiciti non si fanno più appendiciti, e così via, per ogni specialità. Ma porca miseria, ma allora perché il chirurgo di Isili, che ha fatto 20 colicisti nel 2015, poi lo ritrovo al Marino a operare, sempre con le stesse mani, sempre con lo stesso numero, sempre con la stessa esperienza? Diventa un grande chirurgo appena varca il confine dei territori periferici, e quando è dentro è una schiappa? Che cos'è questa storia del numero di operazioni nelle mani? Va bene, ma come giustamente dice Giancarlo, inseguiamoli, facciamo esplodere le loro contraddizioni. Noi nel nostro emendamento abbiamo scritto semplicemente una cosa per salvare i piccoli ospedali, abbiamo detto va bene, visto che noi abbiamo 20 colicisti e da voi ce n'è uno che ce ne ha 120, costruite delle equip chirurgiche itineranti, estremamente orizzontali, estremamente collaborative con le equip locali, e girano e fanno una programmata di alta qualità dappertutto. Chi ha 20 colicisti opera insieme a chi ne ha 120 e assorbe, e quello che ne ha 120, visto che è bravissimo, viene, le fa e si opera nei territori periferici in perfetta sicurezza, se è la sicurezza del tema. Ma è la sicurezza il tema? No, non è la sicurezza il tema, perché hanno fatto la slunica, cioè vedete come poi tutto si ricollega. Hanno fatto la slunica. Che cosa dice la pubblicistica internazionale sulle grandi aziende sanitarie aggregate? Cioè laddove ce n'erano 8 ne hai fatto una. Questo in America, in Inghilterra e in altri posti è stato fatto tanto tempo fa. Succedono due cose: primo, aumentano i casi di mortalità per infarto, aumentano i casi di mortalità per ictus. Questo dice la pubblicistica internazionale. Loro sono andati a studiarsela, questi numeri, perché non interessano, questo tipo di sicurezza perché a loro non è interessato? Non lo sappiamo, perché tanto qualsiasi sia il numero che tu porterai a loro guarderanno soltanto i numeri che interessano a loro, i numeri che potrebbero ribaltare il paradigma a loro non interessano. Noi lo sappiamo cosa vogliamo, no? Dentro i nostri sogni, dentro il nostro cuore, dentro la nostra storia. Se noi andiamo a vedere le realtà più progressiste, più avanzate del mondo, che cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che stanno facendo questi? No, i migliori insegnanti li hanno mandati nei quartieri periferici a insegnare nelle zone spopolate, alle classi di 4, 5, 6 persone. Perché? Perché la didattica entra in crisi a un certo punto con i numeri bassi. Allora ti mando i migliori, perché devo colmare un gap, devo riequilibrare uno sfasamento che è avvenuto in quella società. È lo stesso, perché non deve valere per la sanità? Ma manda i migliori dove si sta peggio, o comunque crea un circuito di collaborazione. Quindi noi ci siamo anche sforzati di trovare veramente le soluzioni a questa cosa. Non abbiamo fatto quelli del no per dire no perché questi sono del PD e sono brutti, sporchi e cattivi.
non abbiamo fatto questo ragionamento, noi abbiamo sempre interloquito con la massima serietà nel tentativo veramente di salvare i nostri territori da un destino orribile, perché io vi lascio immaginare cosa saranno i nostri territori senza i nostri ospedali un domani. Che cosa resterà di tutto quello che abbiamo visto, che abbiamo conosciuto nella nostra vita, quindi non soltanto il servizio per il cittadino, ma anche i lavoratori, le buste paga, l'indotto, il commercio, tutti elementi preziosissimi a cui noi ci siamo ancorati perché vediamo che il nostro territorio sta morendo piano piano. Quindi io concludo veramente invitando tutti i presenti innanzitutto a esprimere solidarietà alle occupazioni che ci sono in atto alla Maddalena e a Ghilarza, perché questi cittadini stanno affrontando veramente una montagna e la stanno scalando con le loro sole forze. Noi lo sappiamo perché queste cose le abbiamo fatte 2 anni e mezzo fa, loro le stanno compiendo adesso e non oso immaginare la fatica che stanno provando e la voglia di sentirsi ascoltati e di vedere la gente che solidarizza con loro anche nelle altre zone della Sardegna. Quindi se potete, se volete, scrivete attestati di solidarietà e inviateli ai compagni della Maddalena e di Ghilarza che in questo momento sono impegnati in questa impresa immane, perché poi ti trovi contro tutti, ti trovi contro l'azienda, ti trovi contro una parte politica, ti trovi contro lo scetticismo della gente, ti trovi contro veramente tantissime variabili, sei solo con le sole tue forze, e poi c'è il lavoro, c'è la famiglia, c'è tutto il resto e devi fare però tutto, perché se c'è una cosa che abbiamo perso forse è anche questo calarci, segretario, dentro la vita profonda del proletariato contemporaneo, proprio nei suoi gangli quotidiani, nella sua sofferenza e nella sua voglia di progresso, perché sempre, quello che ci siamo resi conto noi facendo questa avvertenza, sempre il popolo dentro di sé coltiva e vuole maturare un'idea di progresso, ce l'ha quasi proprio in maniera innata, e noi anziché far arrivare gli avvoltoi stimoliamola, seguiamola, aiutiamola, e il 25 andiamo in piazza tutti insieme. Mi auguro che non ci siano territori della Sardegna che pensano di potersi salvare da soli. Questo lo dico perché nei movimenti civici il campanilismo è un nemico sempre appostato. Nessun territorio si salverà da solo, che nessun territorio pensi che può cavalcare l'avvertenza regionale e usarla come baratto per ottenere di più localmente, oppure il contrario, e cioè di smettere l'avvertenza regionale per cercare di valorizzare quella locale. Le cose non stanno così. Se ci salveremo tutti insieme e ci salveremo tutti uniti, oppure periremo tutti insieme, periferia e centro, piccoli centri, grandi centri, e finiremo nelle mani del mercato, perché al fondo di tutta questa vicenda c'è l'intenzione di trasformare un vasto diritto in un vasto mercato.